Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina: tragedia a Vittoria in provincia di Ragusa, dove un volontario della protezione civile è morto folgorato. L'uomo è stato colpito da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo. E un bimbo di 4 anni è morto dopo un ricovero di 8 giorni all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo. La causa del decesso, su cui è stata aperta un'inchiesta, potrebbe essere un virus intestinale. E rimaniamo a Palermo, dove sono stati arrestati 4 giovani, tra cui un minorenne per una violenza sessuale di gruppo avvenuto a inizio luglio e che già aveva portato all'arresto di altri 3 ragazzi. Un 38enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di riciclaggio. L'uomo è stato fermato a bordo della sua auto, in cui sono stati ritrovati 100.000 euro all'interno di sacchetti sottovuoto. E chiudiamo con il caro carburante che sta mettendo in ginocchio le isole minori, dove il prezzo della benzina è ben oltre 2 euro, prezzi che stanno avendo ripercussioni a cascata anche sugli altri beni. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.